Avvio della differenziata, ricordiamo manca l'ultimo step, lei ha deciso di rinviarlo perché si è appena insediato e quindi partirà ad Agrigento Centro e nel centro storico della città il 19 febbraio. Lei ha detto che doveva avere una serie di incontri con le varie personalità della città, le varie associazioni. Quali problemi si stanno presentando e come li state affrontando? Sì, allora il rinvio prima di tutto è stato un rinvio necessario perché c'erano ancora una serie di situazioni da perfezionare, c'era un problema di consegna dei mastelli agli esercizi commerciali, c'era il problema di organizzare il servizio per le scuole, dove abbiamo trovato una soluzione eccezionale perché li doteremo di cassonetti specifici, c'era il problema relativo ai grandi condomini. E quindi c'erano una serie di situazioni che dovevamo esaminare, discutere e vedere come risolvere. Allora, cosa abbiamo fatto nel corso di questi pochi giorni? Abbiamo convocato per martedì mattina alle 11 ai Filippini una riunione degli amministratori di condominio, anzi ho informato le organizzazioni, però li informo ulteriormente che alle 11 c'è questo incontro per vedere quali tipi di problemi si possono risolvere in qualche modo con i carrellati o con altre soluzioni che possiamo studiare. Abbiamo fatto una ricognizione per quanto riguarda le zone non servite. Per quanto riguarda Petrusa, la contrada Petrusa, avremmo trovato già una soluzione ottimale ponendo 4 cassonetti, forse con la chiave che daremo ad ogni utente, in modo tale che non ci siano problemi di inquinamento della differenziata. Stiamo facendo una ricognizione per quanto riguarda l'amianto, stiamo vedendo di trovare una ottimizzazione dell'utilizzo delle spazzatrici, stiamo vedendo per quanto riguarda i netturbini, che è il problema più grosso perché c'è una necessità di supporto nella raccolta che sottrae a volte le turbine al territorio, e comunque lo organizzeremo in modo tale da poter soddisfare tutte le esigenze sul territorio della città. Cioè c'è tutto un lavoro che si sta facendo. Vedete che fare la differenziata è un fatto importantissimo. Noi siamo arrivati ad Agrigento al 25% di differenziata. Se parte Agrigento città e parte bene, c'è la collaborazione dei cittadini, noi possiamo arrivare al 50-60%, che è un risultato eccezionale che porterà un sacco di risparmi per quanto riguarda l'anno prossimo. È un problema di civiltà, di capacità di collaborare e di compartecipare alla vita della comunità. Non buttate la spazzatura per strada. Ci sono delle sanzioni pesantissime che ho disposto, sino a 600 euro per chi abbandona immondizia, ma ci può essere anche una denuncia penale per inquinamento. Quindi state molto attenti, non è una repressione, ma è la necessità di richiamare a comportamento civile i furbi, non i cittadini di Agrigento, perché sono la gran parte, la quasi totalità dei cittadini di Agrigento sono persone per bene che hanno capito questo fenomeno. Io mi considero un assessore a tempo, cioè non ho esigenze di rimanere in questa carica